Rieccoci di nuovo insieme, telespettatori di 7 Gold, canale 15 del digitale terrestre. Di nuovo insieme per la nuova puntata settimanale di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Il mercoledì alle 13 vi voglio anche ricordare che siamo in onda sul canale 19 invece alle 21 sul canale di TVM Palermo. La puntata di oggi, come al solito, incentrata sul campionato di Serie D, ma anche sui due gironi del campionato di eccellenza. Ospite della puntata odierna, mister Alessio Catania, allenatore del Vizzini Calcio. Alessio, ben trovato. Grazie e grazie a voi per l'invito. Allora, questo Vizzini che vuole fare un campionato importante, tu sei arrivato da un paio di settimane, un paio di risultati importanti vi hanno rilanciato anche nella zona alta della classifica. Eh sì, abbiamo iniziato in corsa. Io è da qualche settimana che ho iniziato con tanto piacere perché ho trovato una società che vuole fare bene, quindi diciamo che quest'anno anche loro rispetto al campionato dello scorso anno hanno alzato l'asticella, ho trovato un organico importante con giocatori tra cui che conoscevo, che avevo già allenato qualche anno fa a Licodia, quindi pian piano con il lavoro, io penso come sempre i risultati arrivano. Il lavoro, sicuramente i primi risultati ci hanno dato la possibilità di lavorare serenamente, quindi la sosta ci aiuterà anche a recuperare anche un po' di condizione sia mentale che fisica. È un girone D certamente molto impegnativo perché dentro c'è il Vittoria, c'è il Città di Avola, ci siete voi e quindi insomma bisogna battagliare praticamente ogni settimana. Eh sì, ma diciamo che il girone D già da un po' di anni che dà dei campionati abbastanza difficili. Io da già 2 o 3 anni che lo alleno questo girone, quindi quest'anno per l'ennesima volta si è dimostrato e si dimostra sempre più difficile, tra cui ovviamente c'è la mia ex squadra, il Vittoria, che quest'anno ha costruito un organico importante e sicuramente sarà la squadra da battere, ma le altre ovviamente non sono di meno, perché società come Avola, come Megara e come Frigindini anche quest'anno hanno che è un po' la sorpresa anche di questo girone, questo Frigindini. Sì, però diciamo che un po' tutte le squadre si somigliano perché hanno confermato gli stessi organici dello scorso anno, aumentando anche il livello tecnico, e quindi saranno squadre che fino alla fine sicuramente rimarranno là. Questo vuol dire che saranno forse probabilmente gli scontri diretti a decidere quelli che sono un po' gli equilibri di questo girone D. E questo sì, questo già lo ha dimostrato le prime settimane, anche se ancora siamo alla 7ª giornata, però già ci sono stati diversi scontri diretti e hanno delineato, diciamo, la classifica. Infatti non per questo ci sono 3 squadre a pari punti e dietro di queste 3 ci siamo noi a 15. Pronti a raccogliere eventualmente qualsiasi sfida, no? Noi ovviamente dobbiamo lavorare, saremo sicuramente, e penso che non ci dobbiamo nascondere, con il lavoro settimanale possiamo creare qualche problemino, però ripeto, a oggi è difficile dare, come sempre dico che il girone d'andata deve dare una linea, certo, una linea precisa, perché una volta che incontri, perché oggi fare una valutazione tranne di quelle squadre che hanno l'organico importante, però io penso che a girone di andata che si sono incontrate tutte le squadre, si può capire bene il quadro, tutti gli scontri diretti, puoi andare a delineare bene la griglia per un'eventuale classifica finale. Ritorneremo chiaramente a parlare del Vizzini nella parte finale della puntata, perché adesso diamo spazio giustamente al campionato di Serie D.
Si è giocata la 10ª giornata, guardiamo subito il tabellino ricordando che si ritorna in campo praticamente nella giornata di oggi. Queste le partite di domenica giocate. Castrovillari San Cataldese 1-1, Siracusa Calcio batte Portici 5-0, FC Trapani batte Nuova Egea Virtus 2-1, Gioiese 1918 FC Lamezia Terme 0-0, Vibonese Calcio batte Locri 1909 3-0, vittoria dell'Acragas 2-1 con il Canicattì. Città di Sant'Agata batte Città di Aciriale 1-0, Ragusa Calcio LFA Reggio Calabria 0-0 ed infine Licata Calcio batte San Luca 3-2, ha riposato il Real Casalnuovo. Conferma in testa per quanto riguarda il Trapani di Alfio Torisi, al primo posto la squadra trapanese con 27 punti, 25 Siracusa Calcio con 24 Vibonese Calcio, 18 punti per LFA Reggio Calabria, Licata Calcio, con 16 Nuova Egea Virtus, 15 punti Acragas e Città di Sant'Agata, 14 Canicattì, 13 punti Città di Aciriale ed FC Lamezia Terme, 12 punti per Real Casalnuovo e San Cataldese, 11 Ragusa Calcio, 9 punti il Portici, 5 punti Locri 1909, con 4 punti San Luca e Gioiese 1918 chiude la classifica il Castrovillari con 2 punti. Come ho detto poc'anzi, si ritorna in campo praticamente nel primo pomeriggio, eccolo qua il tabellino degli incontri. Canicattì Real Casalnuovo, FC Lamezia Terme Città di Sant'Agata, Locri 1909 Acragas, Nuova Egea Virtus Castrovillari, San Luca Gioiese 1918, San Cataldese Vibonese Calcio, LFA Reggio Calabria FC Trapani, Siracusa Calcio Licata Calcio ed infine Città di Aciriale Ragusa Calcio. Riposa il Portici. Partiamo subito con la San Cataldese che ha pareggiato a Castrovillari, squadra ultima in classifica, ma un punto che fa sempre classifica per una San Cataldese che sta pian pianino ritornando ad uno standard interessante. Sì, vabbè, diciamo che la San Cataldese ormai in questo campionato è molto esperiente, da diversi anni che parte sempre male spesso e volentieri. Sì, però diciamo che hanno avuto anche loro il cambio di allenatore, la situazione un po' per mister Infantino che all'inizio ha avuto qualche problemino di organico e quindi diciamo che poi hanno fatto questa scelta di cambiare allenatore. Diciamo che è stata, quando ho capito, anche una scelta interna. Sì, adesso l'allenatore è l'allenatore in seconda. Sì, e quindi diciamo che da qualche settimana hanno fatto qualche risultato e penso che alla lunga la San Cataldese dirà la sua. Diciamolo pure che in Serie D è importante non perdere, anche un punto ogni domenica in qualche campo difficile fa sempre classifica. Sì, perché diciamo che è un campionato sempre difficile per tanti motivi, anche perché voglio dire non tutte le squadre si conoscono, perché ogni anno magari mischiano squadre della Campania, della Calabria, quindi anche ovviamente da alcuni anni che ci sono tante squadre siciliane e quindi ormai tra di loro... Quest'anno ben 10, Tra di loro già si conoscono tutti, c'è chi ha fatto un mercato importante come Siracusa e il Trapani e penso che alla lunga saranno queste tre che se la giocheranno, le due siciliane, Trapani e Siracusa, e anche la Vibonese che ha un organico importante. Hai parlato del Siracusa, parliamo proprio della squadra di Gaspare Cacciola, 5-0 nel difficile campo campano, dove quasi sempre portare via punti insomma è molto difficile. A conferma che la qualità del gruppo di Cacciola è certamente molto interessante in questa stagione. Sì, questa è la dimostrazione che sicuramente il Siracusa è un organico importante, allenato benissimo da Gaspare, che Gaspare era iniziato anche lui con qualche dubbio alla piazza di Siracusa, è un po' molto esigente. Non ti perdona nulla, però lui già veniva dall'anno scorso che aveva fatto un campionato importante, sono riusciti a salire tramite i playoff e quindi grazie anche diciamo, agli investimenti della società sono arrivati giocatori di categoria come Alma, Maggio, Aliperta, quindi diciamo che l'organico è un organico tra i più importanti in Serie D e penso che fino alla fine dirà la sua per la vittoria del campionato. Guardiamoci gli highlights e poi soprattutto l'intervista post partita a Gaspare Cacciola.
Ottava vittoria consecutiva, 31 gol fatti, appena 4 subiti il Siracusa. A terra anche il Portici e lotta punto a punto con il Trapani per la vetta della classifica. Contro i campani, reduci da 2 affermazioni consecutive, non era una partita facile, lo sapeva il tecnico Cacciola, che ha predicato calma. Ma la squadra ha quasi sempre tenuto il pallino del gioco e ha calato una cinquina, favorita anche dall'espulsione del portiere, che ha costretto il locale a giocare in 10 uomini dal 20° del primo tempo. 5 gol di autentica goduria per la ventina di tifosi del Siracusa presenti sugli spalti dello stadio San Ciro. Dopo pochi minuti il Siracusa rendersi pericoloso con un cross di Alma che taglia tutta l'area ma non viene raccolto dagli attaccanti. Al nono, replica del Portici con Sou, il cui tiro è rimpallato dalla difesa azzurra. Al 18°, l'episodio che ha cambiato il volto della partita. Maggio riceve un pallone in area di rigore, supera il portiere De Luca che però in ritardo lo stende. Per l'arbitro, Matteo Pizzi di Città di Castello, è calcio di rigore ed espulsione diretta per l'estremo difensore campano. A incaricarsi del penalty è Maggio che spiazza il nuovo entrato Orefici. Il Portici non riesce a riorganizzarsi e in campo si vede solo il Siracusa che al 24° va vicino alla seconda marcatura, ma è bravo il portiere Orefici a parare un diagonale di Vacca. Alla mezz'ora Portici prova a reagire con una verticalizzazione in area di rigore che trova Maione attento a girare a rete ma impreciso il suo tiro, azione però viziata da fuorigioco rilevato all'assistente Gululuk. Al 34° incursione in area di Sena che lascia partire un diagonale, il quale si spegne al lato sfiorando il palo. Passa un minuto e arriva il gol degli azzurri. Maggio fa la voce grossa in area avversaria e con un tocco felpato anticipa l'intervento del portiere in uscita per il 2-0. Prova a scrollarsi la squadra di casa che al 39° con il solito Maione di sinistro impegna Lamberti. Sul 2-0 comincia la seconda parte della gara con Maggio che al 46° serve Vacca il cui tiro sorvola la traversa. In campo c'è solo il Siracusa che al 50° arriva vicino alla rete con un tiro di Faella ben parato da Orefice. Ancora Faella al 53° arriva a colpire di testa ma la mira non è buona. Passano 2 minuti e arriva il terzo gol per gli azzurri, azione tambureggiante di Di Paola che serve Alma, il quale trafigge il portiere con un diagonale preciso e potente. Il Portici prova a reagire e sempre Maione al minuto 59 calcia, ma Lamberti è attento e para. Al 62° ancora i padroni di casa, vicinissimo alla marcatura, ma da 2 passi Maione non riesce a coordinarsi. Al 67° Arcidiacono, entrato in campo per fare riposare Faella, fa le prove del gol ma davanti al portiere si incarta e perde una grande occasione. Poco importa, lo stesso attaccante Ateneo si riscatta mettendo comodamente a segno all'80° un gol maturato a seguito di un micidiale contropiede del Siracusa. Pur avendo abbassato i ritmi della gara è sempre la squadra azzurra a dettare le trame più insidiose e al 92° arriva il quinto gol, autore il nuovo entrato Favetta. Con questa affermazione il Siracusa manda un messaggio forte e chiaro alle concorrenti per la vetta della classifica. Gli azzurri ci sono e vogliono rimanerci. Un Portici vivo, un Portici in salute, che è partito meglio di noi. È partito meglio di noi, hanno preso palleggio, ci hanno aggredito per tutti i primi 20 minuti, non ci hanno fatto mai giocare. Poi l'episodio del rigore e della loro espulsione chiaramente ha cambiato notevolmente le sorti dell'incontro. Noi poi da lì in poi è stato un monologo, abbiamo ottimizzato tutte le occasioni che abbiamo creato, perciò siamo stati cinici. Sono le partite queste che devi vincere, al di là del gioco, però devo fare comunque, al di là del risultato, i complimenti al Portici perché mi sembra una squadra che da qua alla fine possa fare bene. Ma sarà mai soltanto il Trapani la squadra che cercherà di contrastare questo cammino del Siracusa e della Vibonese? Prevedi qualche altro inserimento, per esempio quello della Reggina? Ma diciamo che la Reggina bisogna capire anche lì, anche a dicembre, che mercato farà, perché sicuramente è partita in ritardo, è una piazza importante e sicuramente dirà la sua, perché ovviamente gli investimenti sono stati fatti, però parte con il dubbio ovviamente essendo partita in ritardo bisogna capire fino a dove si vorranno non è mai spingere. facile recuperare. Però io dico che anche il Licata, che già l'anno scorso ha raggiunto degli ottimi obiettivi, l'organico è stato mantenuto e diciamo che Pippo Romano è uno che conosce questo campionato benissimo e quindi fino alla fine dirà anche la sua.
Ritornando proprio all'incontro del Trapani contro la nuova Igea Virtus, abbiamo capito che comunque ogni partita ha storia a sé. Questa nuova Igea Virtus, tra l'altro con l'arrivo anche di Gaetano, ha un po' cambiato quasi pelle, perché adesso la vedo anche battagliera, soprattutto quando gioca fuori casa. È anche una mentalità probabilmente del suo mister. Ma sì, anche perché parliamo di un allenatore che è da anni che allena in queste categorie. Penso che, come sempre, una squadra, quando ha il cambio di allenatore, anche i giocatori che sono in organico vogliono dare magari un segnale diverso all'allenatore, quindi penso che la squadra sicuramente, ma lui ha vinto anche dei campionati, quindi anche a livello tecnico ha dato la sua impronta. Ci può stare la sconfitta comunque a Trapani, no? Sì, perché il Trapani, diciamo che già dall'anno scorso ha delineato un po' una linea e si è capito che è una piazza anche importante e che vuole arrivare presto tra i professionisti. Quindi, il presidente lo ha dichiarato, vuole vincere il campionato a marzo. Diciamo che anche l'ultima partita, anche come piazza, ha dato dimostrazione che c'erano penso 8.000, non so quanti spettatori, quindi penso che il Trapani sicuramente quest'anno sarà la squadra da battere. Guardiamoci gli highlights e le interviste post partita. Difficilmente sbagliamo la valutazione dell'avversario, eravamo consapevoli che era una partita tosta e difficile. Colgo l'occasione per fare i complimenti all'Igea Virtus per quello che ha dimostrato oggi sul campo, per abnegazione, per spirito di sacrificio. Partita, squadra ben messa in campo, una squadra che sapevamo che ci avrebbe dato filo da torcere. Sono pienamente d'accordo con lei, primo tempo contratti, poca pazienza, forzavamo troppo la giocata, ci allungavamo troppo in fase di non possesso, eravamo su più linee però con troppe distanze tra i reparti, e questo magari ci comportava a forzare troppo la giocata e non essere pronti sulle seconde palle, quindi soffrivamo anche, non facevamo densità a zona palle, quindi soffrivamo questi rilanci poi dove eravamo molto lunghi e non riuscivamo a riaggredire. È stata una partita che l'abbiamo affrontata secondo me a viso aperto. Forse il primo tempo un po' abbiamo cercato di non dare tanto spazio, no? Abbiamo chiuso le linee di passaggio, li abbiamo costretti spesso al lancio lungo. Penso che sotto l'aspetto tattico abbiamo fatto abbastanza bene e poi abbiamo preso gol forse nel momento in cui meno ce l'aspettavamo, perché su una disattenzione che secondo me deriva dall'inesperienza, no? Perché un inserimento come quello che ha fatto Ba può essere assorbito tranquillamente e accompagnato verso il fondocampo, però siamo una squadra dove giocano tanti ragazzi, a prescindere dall'età sono giovani, quindi devono crescere attraverso gli errori. Siamo passati in vantaggio, ne abbiamo avuto un'altra occasione con Agostino, tutto sommato non abbiamo rischiato tanto, però diciamo che l'Igea era sul pezzo e ci ha dato filo da torcere. Il secondo tempo penso che abbiamo fatto un'ottima prestazione, siamo stati intensi, abbiamo avuto pazienza, quello che ci è mancato il primo tempo. Peccato sul 2-0, potevamo avere più di un'occasione per chiudere la partita e poi magari su un episodio sfortunato abbiamo preso il gol del 2-1. Fino a quel momento non avevamo mai rischiato, non abbiamo mai subito l'Igea, e quindi partiamo da questo secondo tempo e facciamo tesoro degli errori fatti dal primo. Penso che alla fine è una vittoria contro una squadra che i precedenti in questo campionato, le ultime uscite dell'Igea dicono che veniva da 3 vittorie consecutive. Ribadisco che nelle ultime 5 gare ne aveva vinte 4, quindi era la quarta in classifica e sapevamo che la partita era molto complicata, però alla fine l'abbiamo vinta con merito, ci godiamo questa vittoria e già da domani mattina pensiamo alla prossima. Ho provato comunque ad andarla a riprendere la partita, cosa non semplice, perché comunque quando giochi contro dei giocatori che hanno questa struttura fisica, questo tasso tecnico, è obiettivamente difficile, no? Però non è questa la partita che ci deve fare perdere le nostre certezze, ma nemmeno sarebbe stata questa la partita nel caso in cui avessimo fatto un altro tipo di risultato a farci pensare chissà che cosa. Sono contento comunque di
avere preso questo incarico, primo perché comunque è una piazza anche questa importante, perché in Sicilia comunque c'è tradizione, c'ha un seguito, e poi perché comunque onestamente è composta anche da una società fatta da persone serie, persone che vogliono crescere quotidianamente, quindi questa società di sicuro non si pone limiti. Quest'anno l'obiettivo primario è la salvezza e deve restare quello fino a quando non verrà raggiunta. Dopo tutto quello che verrà sarà un piacere comunque averlo conquistato. Finisce in parità Gioiese 1918 FC Lamezia Terme, un Lamezia che sta un po' zoppicando, ho l'impressione che sia quasi una stagione, non dico fallimentare, però certamente ci si aspettava di più. Sicuramente, la delusione a oggi sicuramente è il Lamezia, perché si aspettava che anche dopo il campionato dell'anno scorso e gli investimenti quest'anno doveva essere tra le squadre da battere, però come in tutti i campionati ovviamente ci sono delle difficoltà, che può essere gestionale, può essere un pochettino anche di qualche scelta sbagliata, quindi penso che il campionato di Serie D è abbastanza lungo e possono cambiare tante situazioni. Anche perché Alessio, poi cercare di agganciare i playoff in Serie D non serve a nulla. Non serve a nulla. No, ma infatti io penso che un cambiamento anche a livello di regolamento bisogna Anch'io, farlo. concordo. Perché negli ultimi anni io l'ho vissuto da collaboratore quando era a Gela, la Serie D, fai tanti sacrifici, tanti sforzi economici, però alla fine vince solo una squadra e diventa impossibile, perché considera che negli ultimi anni hanno messo sempre delle squadre non iscritte alla Serie C, come il Catania l'anno scorso, il Palermo, il Bari, quindi fare degli investimenti alla Serie D è un po' particolare. È un terno all'otto poi. È un terno all'otto, perché poi alla fine i playoff non portano a nulla, solo ti fanno entrare in una graduatoria di ripescaggi che diventa un terno all'otto, Utopia. come hai detto tu. Quindi Utopia. io penso che anche a livello di regolamenti, e se mettono i playoff con un obiettivo anche di poter salire, secondo me diventerebbe ne guadagnerebbe anche lo spettacolo. Lo spettacolo, perché e gli fino alla investimenti fine avrebbero un senso. sì, perché anche le squadre che puntano ai playoff e quelle che sono lì vicine diventerebbe un campionato abbastanza tosto fino alla fine. Sentiamoci l'intervista post partita al neo allenatore della Gioiese 1918. Spesso devi anche avere la diretta conoscenza con chi stai giocando. Poi la Lamezia è stata costruita per vincere il campionato, basta pensare, la batteria di attaccanti è davvero impressionante. Io faccio i complimenti a tutti i ragazzi, hanno fatto una grande prova, gran carattere, grande voglia, grande piglio, spirito d'abnegazione, hanno riempito la gara di questi elementi essenziali, quindi bisogna dargli merito, spero che si possa partire da questa gara. Ma l'aspetto psicologico scusi, non è da sottovalutare, da valutare. Come verrà qualche risultato e si tranquillizzano, secondo me questa è una squadra che anche con i piedi ci sa fare. È normale che adesso magari qualcosa ti gira così. Abbiamo avuto qualche palla importante anche, quindi per qualche centimetro non va dentro la palla di Moscardi di testa il secondo tempo. Anche le giocate poi, gli ultimi minuti, le giocate più facili, la palla brucia perché puoi portare a casa qualcosina. Remore magari dalle due gare che abbiamo fatto, dove pur giocando bene, con voglia, non abbiamo portato nulla. Le ultime tre gare sono state veramente toste, Regina, Aceriale, oggi, domenica, mercoledì abbiamo il San Luca che è la diretta concorrente, poi ragazzi domenica si gioca con il Siracusa, quindi c'è bisogno che i ragazzi facciano veramente a sportellate con l'avversario. No, sono contento di questi, poi la società, poi se ne parla, sono contento di questi ragazzi dal primo all'ultimo, quindi non sto pensando ad altro.
Chi sta dimostrando effettivamente di disputare sin qui certamente una stagione super positiva è la Vibonese Calcio. Attenzione, è a poco più di 3 punti sì, dalla vetta. L'ho detto poco fa, è una di quelle squadre che sicuramente punta a vincere il campionato, perché anche loro hanno fatto investimenti importanti, ma anche perché la piazza è da tanti anni e ha fatto pure categorie, anche la Serie C, quindi penso che fino alla fine sarà una delle squadre che lotterà per vincere il campionato. Anche perché sappiamo della tradizione della Vibonese, proprio perché per molte stagioni ha disputato i campionati di Lega Pro. Sentiamo Mister Boucher. Noi dobbiamo guardare a noi stessi. Io l'ho sempre detta, ragazzi, cerchiamo di fare il massimo che possiamo fare. È anche vero che a volte alcune partite sono perfette o quasi, perché la perfezione non esiste, e a volte alcune partite vinci ma per certi versi non va bene. Io purtroppo cerco sempre di chiedere il massimo dai miei giocatori, ma non a livello tecnico, a livello di testa. Sapevamo che oggi il Locri veniva qua a portare via anche un punto che per loro poteva essere un punto importantissimo, e quindi la difficoltà, io sapevo che partita andavamo a affrontare. Non mi è piaciuto l'atteggiamento del secondo tempo. Nella vittoria devo sempre cercare di capire quello che non è andato e quello che è andato. Si poteva gestire meglio il secondo tempo, si potevano gestire tante situazioni in maniera più tranquilla e più serena, e quindi sono contento a metà. E tante volte le vittorie nascondono delle insidie e a me non piace. Io sono sincero, non mi va di fare finta, no? Non mi piace essere uno che fa finta. Non sono contento soprattutto per il secondo tempo, per come abbiamo gestito la partita, e bisogna migliorare tanto sotto questo aspetto, essere meno io e pensare più alla squadra. Questo è quello che posso dire, quindi è normale che questi ragazzi ai ragazzi va fatto non i complimenti, ma di più, per quello che stanno facendo, per quello che stanno portando alla Vibonese. Un capitolo a parte merita questo Akragas, che chiaramente si ritrova a metà classifica. La società continua a dire vogliamo i punti per salvarci, però secondo me sotto sotto un pensierino quantomeno ai playoff va fatto, no? Sì, ma l'Akragas è un'altra piazza, stiamo parlando infatti che quest'anno la Serie D, anche con le società siciliane, sono tutte piazze importanti. Non dimentichiamo che l'Akragas ha fatto pure la Lega Pro, quindi quest'anno ovviamente ha rivoluzionato, è una neopromossa, e ci può stare, quindi ha un anno di assestamento sicuramente, ma hanno fatto anche loro investimenti importanti, hanno rivoluzionato l'organico, quindi anche quando una squadra è totalmente nuova bisogna dare anche ci vuole del tempo, il tempo anche al mister, perché il mister pure è nuovo, quindi al debutto, anche in categoria. Quindi penso che alla lunga anche l'Akragas uscirà, perché c'ha un ottimo organico. Vediamoci gli highlights e le interviste post partita. Su tutti chiaramente la voglia matta, soprattutto da parte della dirigenza, di dimostrare che quest'anno è quasi una stagione zero e chissà magari nelle prossime stagioni puntare direttamente al campionato di Lega Pro. Poteva andare meglio, però ci siamo portati i 3 punti che ci servivano a casa. Questo ridà l'entusiasmo a noi, ai giocatori e alla tifoseria. Per noi questi 3 punti sono fondamentali per continuare il campionato, perché abbiamo degli obiettivi, quelli comunque di avere un punteggio a fine campionato di centro alta classifica.
Quindi ringrazio i nostri ragazzi, abbiamo anche incontrato un avversario difficile, un avversario importante. Noi cercheremo comunque di apportare tutti i correttivi possibili affinché l'Akragas possa realizzare quello che è il nostro obiettivo, alta classifica. Io prima di essere presidente sono stata quella che ha assistito a tutte le partite da tifosa, quindi a me mi lega all'Akragas un sentimento di amore, di appartenenza a questa città. Gli obiettivi, come l'ho detto, sono quelli di fare in modo che l'Akragas si stabilizzi nella Serie D. Quindi quest'anno noi non abbiamo promesso di fare il salto di categoria, ma di far mantenere l'Akragas in Serie D con un buon risultato di media-alta classifica, come ho detto poc'anzi. Devo dire che è l'unico neo di questa partita. Purtroppo io l'ho sempre detto, noi siamo una squadra che se stiamo sempre sul pezzo ce la possiamo giocare con tutti, ma appena abbassiamo la tensione e la grinta può essere che commettiamo errori tipo quello che è successo, però per carità. È un errore che può capitare, penso che non abbiamo rischiato nulla, perciò la vittoria non fa una grinza. Sono 3 punti pesanti perché incamerati contro una squadra importante, organizzata bene, che anche in 10 contro 11 ha tenuto bene il campo. È normale che per quanto sono rimasti in 8 è diventata quasi una partita, noi tenevamo palla e cercavamo di far trascorrere il tempo. Sono 3 punti pesantissimi, facciamo un balzo in avanti in classifica. Ho visto gli altri risultati, mi sembra che c'è qualche risultato a favore nostro. Noi dobbiamo essere sempre umili, non fare voli pintarici, la nostra cultura deve essere il lavoro, tanto lavoro e cercare di fare più punti possibili. Sono felice per i ragazzi, però un po' arrabbiato perché io credo che oggi la prestazione oltre il risultato, la prestazione è andata oltre il risultato. Poi è vero che abbiamo fatto quell'errore, è stato un errore anche di, ripeto, forse di troppa sicurezza, però credo che non sia una cosa che possa passare inosservato, perché questi sono ragazzi ai quali bisogna fare semplicemente i complimenti per il lavoro che stanno facendo. Se diamo tutto per scontato, secondo me non è assolutamente corretto. Oggi c'è stata una grande partita, una grande Akragas per tutti a 90 minuti, poi c'è stato uno sbarione difensivo. Ripeto, però non è giustificabile quel tipo di reazione e di commenti da parte di qualcuno, non di tutti i tifosi dell'Akragas, ma di qualcuno, e credo che queste cose non possono essere accettate. Sì, ma io degli arbitri non parlo, sento colleghi che questi mesi che si lamentano in continuazione di presunti rigori e non entrano mai in area. Noi abbiamo fatto la nostra partita, abbiamo concesso un tiro all'Akragas al 60°, hanno fatto gol e quindi da là la partita è cambiata. Poi o in 8, in 9, in 10 lascia il tempo che trova. C'è sempre da prendere qualcosa nelle sconfitte, non cerchiamo alibi, siamo venuti da Agrigento, abbiamo avuto qualche occasione nel primo tempo, siamo stati bravi a stare corti, a limitare alcune giocate con dei giocatori importanti e poi è chiaro che un'espulsione può cambiare il corso di una partita, ma non ci attacchiamo a queste cose. Conferma per il Città di Sant'Agata, vince un derby tutto siciliano contro il Città di Aciriale. Una partita positiva e una partita negativa per la squadra accese, una certa continuità invece la vedo da parte del Città di Sant'Agata. Eh sì, lì era uno scontro diretto perché sono 2 squadre che sicuramente si conoscono già anche dall'anno scorso. Il Sant'Agata anche l'anno scorso è stata una sorpresa del campionato e quindi quest'anno sicuramente dovrà confermarsi. La Cireale purtroppo penso che paghi sempre il discorso di aver giocato nel primo periodo sì, fuori, lontano dal campo di gioco, quindi diciamo che anche lì c'è un organico. Hanno anche resettato un po' tutto. Sì, la società ogni anno diciamo che hanno tanti cambiamenti e quindi è sempre un punto interrogativo la Cireale. La continuità si acquista quando tu hai già un gruppo di lavoro con cui lavorare per un certo periodo. Sì, anche se è ritornato l'allenatore diciamo che già conosceva sì, la piazza, l'ambiente, e quindi penso che, ripeto, quello che ho detto poco fa, non voglio essere ripetitivo, il campionato di Serie D
è lungo, è difficile, anche faticoso, anche perché bisogna anche dire che la Serie D, a differenza dei gironi, diciamo, delle categorie inferiori, e ha anche l'obbligo dei 4 under che anche lì incidono tanto sull'organico, perché ovviamente 4 ne devono giocare e almeno ne deve avere 10 nell'organico, Certo. e quindi chi ha la fortuna di avere quelli più forti poi alla lunga Fa la differenza. differenza. Guardiamoci gli highlights, vittoria proprio del Città di Sant'Agata 1-0 contro il Città di Aceriale. Gara bloccata e dai ritmi molto bassi al Fresina, col primo squillo dei padroni di casa che arriva al 14° con Mincica, che si inserisce in aria ma il suo cross non trova Aquino. I locali la sbloccano subito al 19°, Mincica avvia l'azione, apre per Squillace, cross del capitano per la testa di Marcellino che prima centra la traversa, poi è il più lesto di tutti a ribadire in rete e firmare l'1-0. La Cireale prova a rispondere al 20°, Vanzan raccoglie una respinta della difesa ma calcia debolmente. Al 25° Sant'Agata ancora pericoloso, incursione di D'Amore, cross in mezzo ma è provvidenziale di testa Sirimarco che anticipa Mincica e la corrente Carrozzo. Al 28° è invece Tufano che ha la palla buona in aria ma il suo tiro termina alto. Al 36° D'Amore impreciso, il suo retropassaggio è intercettato da Cicirello che cerca così il gol dell'ex Maiovino, è attento. Al 44° sbaglia Nagy in uscita sulla sfera, ancora Cicirello che dal limite cadendo calcia debolmente. Nella ripresa al 14° per il Città di Sant'Agata sale in cattedra Totò Mincica che ci prova da fuori aria, il suo tiro sfiora l'incrocio dei pali. Gli ospiti provano a riversarsi in avanti e guadagnano un paio di punizioni interessanti. Al 15° Corigliano calcia al lato. Poi al 28° ancora il centrocampista Granata ci prova da lontano sugli sviluppi di un'azione manovrata e sfiora il palo. Al 34° traversone insidioso di Galletta, Nagy anticipa tutti ma la sua svirgolata mette i brividi al Fresina. Nel finale il Città di Sant'Agata esce con le ripartenze. Al 41° Mincica si presenta tu per tu con Zizzania che è bravo ad allungarsi e negare il raddoppio. Al 46° altra occasione ancora per Mincica che vince il duello con Sirimarco, poi calcia debolmente. Al 47° l'ultima chance sui piedi di Domenico Antonio che in diagonale sfiora il palo. Finisce così, vince il Città di Sant'Agata 1-0 sulla Cireale con i tifosi biancoazzurri che possono far festa. Poc'anzi abbiamo parlato dell'LFA Reggio Calabria, un po' attardata in classifica, però è anche vero che poi quando vai a giocare a Ragusa, se vuoi agganciare posizioni importanti in classifica, devi andare comunque a vincere. Certo. E vincere a Ragusa non è che sia tanto facile. No, ma infatti l'abbiamo detto poco fa, questa nuova società del Reggio Calabria sicuramente è partita attardata, quindi le difficoltà sicuramente almeno nel girone di andata le troverà sicuramente, e poi è andata a giocare in l'esordio del Ragusa a rientro all'Aldo Campo, quindi diciamo che non era una partita semplice per loro, anche perché anche il Ragusa quest'anno diciamo che è partita con un obiettivo al solito per salvarsi, ma allenata da un allenatore che conosce la categoria, Ignoffo, quindi penso che non era una partita semplice e ovviamente il risultato l'ha dimostrato. Però faccio una riflessione, questa squadra reggina che possibilmente continua a fare investimenti anche a dicembre, quando magari possibilmente proprio a dicembre lo stacco dalla zona più importante della classifica è considerevole. Conviene? Ma infatti per questo l'abbiamo lasciata tra le squadre con il punto interrogativo. Con tutto il punto interrogativo, perché vero? ovviamente la Reggina investirà se si troverà a dicembre in una posizione di classifica importante, perché come diceva lei, alla fine non ha senso investire quando tu ti trovi poi a 20 punti dal Trapani, e quindi io penso quello sarà il vero dubbio da capire. Insomma, poi dicembre può diventare lo spartiacque sicuramente, a tutti gli effetti. Sicuramente. Chiudiamo il tabellino del campionato di Serie D parlando di questo Licata che tu già hai accennato con il grande lavoro di Pippo Romano. Un Licata che vince 3-2 contro il San Luca. Guardiamoci gli highlights.
Buon pomeriggio amici sportivi, siete collegati dallo stadio Saraceno di Ravanusa per la 10ª giornata del campionato nazionale di Serie D Girone I, Licata contro San Luca, squadre che arrivano a questo appuntamento con 15 punti in classifica, in Licata al quinto posto, invece in quart'ultima posizione il San Luca con 4 punti. Inizia Licata-San Luca, pallone che arriva adesso a Giampaolo, attenzione in aria Giampaolo, palla sul testa, il tiro e il gol del San Luca. Il San Luca va in vantaggio al 10° minuto, il classe 2003, pallone per Minacori, è in aria, stavolta non è fuori gioco, Minacori, il cross, pedalino, 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 il pareggio del Licata, il pareggio del Licata, pedalino, anzi è Lanza, scusate, mi devo correggere. A sinistra c'è ancora Rotulo, lo serve Rotulo, vertice sinistro dell'area, punta l'avversario, sul fondo la tocca Gonzales, in scivolata, Saito, il Licata è in vantaggio, il Licata è in vantaggio, il Licata è in vantaggio, il gol in rovesciata di Leonardo Saito. Romero, ancora Pistas in aria, il cross basso, Ficare, il gol, ha pareggiato il San Luca. Minacori, ancora Gonzales a dire no, Saito, ancora lui, porta il Licata in vantaggio, Leonardo Saito, minuto 30 della ripresa al Saraceno, il Licata batte 3-2 il San Luca in una gara dai 1000 volti che vede i ragazzi di Romano portare 3 punti a casa e salire a quota 18. Abbiamo dunque chiuso il tabellino del campionato di Serie D. Vi ricordo che nel primo pomeriggio ritorneranno tutti in campo per l'11ª giornata. Ci sarà questo scontro diretto, tra l'altro a Reggio Calabria, tra LFA Reggina e soprattutto questo FC Trapani. Noi adesso ci fermiamo, abbiamo una pausa pubblicitaria, tra poco rientreremo in studio e parleremo dei 2 gironi del campionato di eccellenza. Poi chiaramente concluderemo la nostra puntata ritornando a parlare del Vizzini Calcio con il nostro mister Alessio Catania, ospite della puntata odierna. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antone. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria. Ed inoltre assistenza partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 6174 981 oppure 095 6174 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giadaimmobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. L'organizzazione di un evento è importante. Affidalo a dei professionisti seri. Licitra Service, agenzia leader nel settore dei servizi hostess, steward, accoglienza, hospitality e security. Licitra Service, pluriennale esperienza nei grandi eventi come concerti, stadi, congressi e fiere. Per informazioni e preventivi chiama Licitra Service. Telefono 349 68 96 249. Rientrati in studio, siete con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, il consueto appuntamento settimanale dedicato al campionato di Serie D e ai 2 gironi del campionato di eccellenza. Tutto questo nella puntata del mercoledì, perché vi ricordo che il giovedì invece alle ore 22 sul canale 19 di TVM Palermo avrete modo di vedere la puntata di Penalty dedicata invece al campionato di promozione e ai 6 gironi del campionato di prima categoria. Seconda parte inaugurata dal campionato di eccellenza, pertanto partiamo subito con il girone A.
Ottava giornata, guardiamo subito il tabellino dei risultati. Nis FC batte Accademia Trapani 2-1, Mazara batte Casteldaccia 3-1, Unitas Sciacca batte Super Giovane Castelbuono 3-1, pareggio tra Don Carlo Misilmeri e Athletic Club Palermo. Vittoria del Geraci 3-2 contro il Fulgatore, Mazara 46 batte Castellammare 1-0, Oratorio San Ciro e San Giorgio ed Aspra 1-1, Profavara batte Folgore Castelvetrano 1-0. Conferma in testa per la Nissa di Nicola Terranova, al primo posto con 22 punti, con 19 il Profavara, 18 punti per il Mazara 46, 13 punti Folgore Castelvetrano e Athletic Club Palermo, 12 punti invece per Super Giovane Castelbuono ed Accademia Trapani, 11 punti Unitas Sciacca, 9 Oratorio San Ciro e San Giorgio e Castellammare, 7 punti per Mazara, Geraci e Don Carlo Misilmeri, 6 punti Aspra e Casteldaccia, chiude la classifica il Fulgatore con 3 punti. Tutti comunque ad inseguire questa Nissa FC di Nicola Terranova e del presidente Luca Giovannone. Allora, diciamolo pure però che in questo momento è la squadra imbattuta, è la squadra che comunque porta a casa sempre i 3 punti, soffrendo, comunque giocando un calcio d'assalto anche quando gioca fuori casa. Sì, perché ovviamente Nicola ha avuto la possibilità fin dall'inizio di lavorarci, anche perché anche a Caltanissetta c'è l'entusiasmo dello stadio nuovo, fatto in sintetico, quindi per le qualità e per la metodologia di lavoro di Nicola sicuramente sta facendo un grandissimo lavoro. L'organico lo aiuta perché anche lì la società gli ha messo a disposizione un'organica importante e quindi io penso che la squadra dimostra che ovviamente il campionato non deve essere solo bello e non ci sono partite che le vinci facilmente. Ancora prima di giocarle. Quindi al di là oltre il discorso tecnico le devi preparare anche mentalmente perché lì sono cambi tutti difficili ogni domenica. E io credo che Nicola Terranova abbia proprio questa caratteristica, quella di preparare sempre molto bene la partita. Guardiamoci il servizio, vittoria fuori casa proprio della Nissa FC contro l'Accademia Trapani. Siamo all'8ª giornata nel girone A quando la capolista Nissa dopo il 4-0 inferto alla Don Carlo Misilmeri affronta l'Accademia Trapani reduce dalla vittoria di misura sul campo dell'Aspra. Vediamo la formazione biancoscudata per affrontare questa sfida: in porte le Zai, difesa Peticone, Barrera, Gamez, Bieto e Rossi, in mediana Pagano, Privitere e Semenzin, in avanti Gueye, Agudiac, Esposito. Risponde l'Accademia Trapani, Mistretta, Cammareri, Lamin, Perricone, Iannazzo, Lala, Secum, Oddo, Castiglione, Guaiana, York. Arbitra la partita il signor Cristian De Angelis, sezione di Nocera inferiore. Gli assistenti sono Pino e Nigrelli, entrambi nella sezione di Barcellona Pozzo di Gotto. Si parte col film del primo tempo dopo 24 minuti, prima chance offensiva per la Nissa, ci prova a sinistra Peticone, l'appoggio di Agudiac con il petto per Pagano, calcia alto il centrocampista, minuto 25, primo affondo pericoloso e prima occasionissima creata dall'Accademia Trapani, lancio per York che riesce a passare a sinistra, va a contatto con Elezai, il direttore di gara fischia questo calcio di rigore sul punto di battuta. L'eterno Secum non sbaglia e porta in vantaggio l'Accademia Trapani 1-0 allora al Roberto Sorrentino. La sbloccata l'ex Dattilo, l'ex Trapani Najib Secum, il centrocampista festeggia davanti al proprio pubblico quando al minuto 32 ancora l'Accademia Trapani produce un pericolo. Gran lancio per Castiglione che riesce a disorientare in un primo momento Peticone, bravissimo il terzino biancoscudato a recuperare e a sventare questo pericolo. Termina così il primo tempo 1-0 tra Accademia Trapani e Nissa. Decide il calcio di rigore segnato al 25esimo da Secum tra le proteste della Nissa. Inizia la ripresa, cross dalla sinistra per Guaiana, gran svettata alla sua, il colpo di testa è alto oltre la traversa. Minuto 51, cerca spazio la Nissa in aria, batte ribatte, alla fine Agudiac da ottima posizione spreca il possibile gol del pareggio. Minuto 58,
38 arriva un gol annullato all'Accademia Trapani, al limite dell'incomprensibile la scelta da parte del fischietto di nocera inferiore. Al minuto 64 però un cambio, Galfano per Esposito. Al minuto 65 Secum cerca il jolly dalla distanza e Lezai non si fa ingannare. Minuto 66 il contropiede della Nissa, combinazione a sinistra tra Gueye e il compagno, l'ex Caniga attiva col sinistro, la incrocia sul palo più lontano, trova il gol del pareggio. Gueye esplode sotto il settore ospiti riservato ai tifosi della Nissa. Al minuto 67 ancora lui a liberare Galfano in area, 1 contro 1, il pallone viene soltanto sporcato dal portiere che non può evitare il gol dell'1-2, rimonta da grande squadra della Nissa che sotto 1-0 a fine primo tempo nel giro di 3 minuti trova 2 gol e ribalta l'Accademia Trapani. Minuto 73 esce Semenzin, prova a coprirsi la compagine biancoscudata, al suo posto l'ex Agragas Dall'Oro. Prima di uscire dal campo Gueye è protagonista suo malgrado di presunti insulti razzisti, viene accompagnato poi dai compagni e dalla panchina fuori dal rettangolo verde. Minuto 83, la ripartenza della Nissa si chiude con questa conclusione di Pedigone che viene servito dalla destra dopo la bella azione del solito Galfano, non riesce però da ottima posizione a calare il gol del possibile 3-1 che avrebbe archiviato la gara a rischio beffa. Minuto 93, dalla destra arriva uno spiovente in aria, Elezai sembra sicuro in uscita, lascia il pallone lì e Gamez Biedo, fondamentale, monumentale sulla linea a evitare il gol del 2-2, un intervento che sarà di fatto provvidenziale perché di lì a poco arriva il triplice fischio, vince la Nissa, lo fa ancora e conserva il primo posto in classifica davanti al proprio numero 1 Giovannone e festa sotto le tribune del Roberto Sorrentino. Un cordiale saluto allora amici di Wisport e come sempre alla prossima. Vedremo come andrà a finire, le prossime settimane ci daranno lustro e chiarezza in questo girone A certamente molto interessante del campionato di eccellenza. Voltiamo pagina e parliamo del girone B. Anche qui si è giocata l'8ª giornata, subito il tabellino dei risultati. Messana 1966 batte Leonzio 1909 1-0, Enacalcio batte Real Siracusa Belvedere 4-0, Imesi Atletico Catania 94, Città di Gela 1-1, Ionica FC batte Mister Bianco 2011 2-0, Milazzo Paternò 1-1, Leonfortese Mazzarone 1-1, Santa Croce batte Modica 2-1 ed infine Rocca Acquedolcese Nebroz 0-0. Con la contemporanea sconfitta del Modica, l'Enna, vincendo in casa 4-0 con il Real Siracusa Belvedere, aggancia la prima posizione. Infatti troviamo la squadra di Utro al primo posto con il Modica con 16 punti, 15 punti Paternò e Città di Gela, 12 punti Milazzo, con 11 Mazzarone Calcio, Mister Bianco 2011, Nebros e Real Siracusa Belvedere, 9 punti per Imesi Atletico Catania 94 e Ionica FC, 8 punti Leonfortese, Santa Croce e Leonzio 1909 ed infine chiudono la classifica con 6 punti Rocca Acquedolcese e Messana 1966. Voglio partire subito dall'Enna, queste sono già le immagini di questa partita vinta facilmente contro il Real Siracusa Belvedere. Ci fa capire che Utro non molla, qualche risultato ad handicap sin qui, però è anche vero che attualmente è al primo posto con questo Modica che sta un po' deludendo. Sono le sorprese in negativo di questo girone, infatti tutte le altre ovviamente stanno confermando i loro obiettivi. Dal Modica e dall'Enna in particolare si aspettava qualcosina in più. Però bisogna dire che la conferma che questo girone B di eccellenza si dimostra sempre molto equilibrato e molto difficile. Già bisogna capirlo anche dalla classifica che è molto corta. Molto corta, c'è un gruppo di squadre a 11 punti sì, addirittura. Perché già la differenza tra la quinta, quindi l'ultima nella griglia dei playoff, con la prima nei playout, che ha 8 punti, si tolgono 4 punti. Sì. Quindi lì una vittoria, una sconfitta ti può cambiare completamente la classifica. Questo quindi è il bello di questo girone. Dobbiamo prendere in considerazione anche il percorso del Paternò Calcio che pareggia a Milazzo, altra squadra comunque in questo momento dentro il gruppo playoff. Ci guardiamo il servizio.
Un Milazzo generoso strappa in pieno extra time il pareggio al Paternò, che già pregustava vittoria e primato solitario nel girone B di eccellenza, e porta a casa un punto preziosissimo per la propria classifica. I ragazzi di Antonio Venuto, senza mollare fino alla fine, evitano la sconfitta che sembrava ormai certa ed inanellano il secondo risultato utile di fila. Un match che gli ospiti sbloccano al primo affondo, quando dagli sviluppi dell'angolo di Maimone Micoli mischia anticipa tutti, mettendo alle spalle di Quartarone il pallone che porta in vantaggio i rossoazzurri. Per l'attaccante ex Modica si tratta della terza rete in campionato. Il Milazzo non ci sta e 4 minuti dopo la potrebbe pareggiare, ma il destro ravvicinato di La Spada trova la decisiva parata in tuffo di Romano. Poi però il Paternò inizia nuovamente a spingere alla ricerca del raddoppio, che sfiora per 2 volte, prima con Micoli che al 21esimo calcia colpo sicuro con Tosolini che quasi sulla linea manda in angolo, e 2 minuti dopo ancora con Micoli che sul più bello viene chiuso in corner dal decisivo intervento di Leo. Nonostante la pressione operata dagli ospiti, al 45esimo il Milazzo accarezza il pareggio con l'ex Dama che non arriva per centimetri a deviare in rete il cross dalla sinistra di La Spada. 2 minuti più tardi, proteste del Paternò per un presunto fallo di rigore su Maimone. Il signor Arena di Palermo dice di no. Nella ripresa, dopo 1 minuto, è il Milazzo ad andare subito al tiro con Gatto, il cui destro sorvola di poco la traversa. Poi la gara vive una fase di stallo, riaccendendosi all'80esimo, quando Grego col destro costringe Quartarone a compiere gli straordinari. Ma quando tutto sembrava ormai presagire la vittoria del Paternò, al 96esimo il Milazzo invece rimette tutto in parità con Gatto, che direttamente su punizione, complice anche una deviazione, batte Romano, facendo così Milazzo 1, Paternò 1. E gioia irrefrenabile per il centrocampista rossoblu al suo secondo centro in campionato. Nell'occasione viene espulso per proteste anche Maimone del Paternò, con gli ospiti che chiudono di fatto in 10 uomini. Il Milazzo sale in classifica, quota 12 punti e si porta al 5° posto, mentre il Paternò con 15 punti scivola in terza posizione. Beh, vedremo come andrà a finire. Certamente anche questo girone B ci appassionerà certamente fino alla fine della stagione. Abbiamo chiuso il discorso anche del campionato di eccellenza. Per chiudere la nostra puntata voglio ritornare a parlare giustamente di questo Vizzini. Vi attendono adesso partite fondamentali per il vostro proseguo. Mi hai detto che avete una bellissima struttura dove potete lavorare senza una grande pressione, e soprattutto avete l'obiettivo di costruire magari una base solida che, se non dovesse raggiungere l'obiettivo questa stagione, certamente potrebbe essere quella prossima la migliore. Sì, perché diciamo che con la società abbiamo parlato anche in maniera di prospettiva. Diciamo che già quest'anno l'asticella è stata alzata. Come dicevi tu, Vizzini gode di una struttura recente, un campo in sintetico dove tu puoi lavorare a 360 gradi, infatti anche loro stanno lavorando molto con il settore giovanile, le scuole calcio, quindi diciamo che sta crescendo anche oltre alla prima squadra anche un fondamentale. Diciamo, un lavoro importante alle spalle della prima squadra. Essere ritornato in campo ti ha dato un'energia nuova dopo l'esperienza di vittoria. Io credo che l'ambiente e la serenità di Vizzini possa aiutarti in questo caso ad avere anche un progetto importante, ti ripeto, non soltanto legato a questa stagione, ma anche, chissà, alla prossima. Ma sì, ma Alessio, per noi addetti ai lavori diciamo che la cosa migliore è sempre trovare un ambiente adatto dove poter lavorare, siccome avere la fiducia accanto. Non bisogna solo, io negli anni ovviamente fortunatamente ho lavorato in società che mi hanno permesso questo, sia l'anno di Licodia che anche a Vittoria ovviamente abbiamo avuto possibilità, anche se ci sono stati dei momenti negativi in cui diciamo che abbiamo poi azzerato tutto e ammesso gli errori sia da parte societaria che da parte dello staff, però dico che Vizzini abbiamo parlato anche in prospettiva, perché è un ambiente dove si può lavorare, gente per bene, ho trovato un gruppo societario che vuole ovviamente rilanciarsi anche attraverso lo sport, perché questo è l'obiettivo anche di un piccolo centro dove ovviamente facendo parlare di sé anche con i risultati sportivi è sempre una bella cosa, ma ripeto, penso che ci siano le basi per poter lavorare in maniera serena,
come dicevi tu, sono rientrato, ho accettato la piazza di Vizzini proprio per questo motivo, perché quest'estate io avevo chiuso, diciamo, con l'esperienza di vittoria, mi erano arrivate diverse proposte, però ho aspettato, non ho voluto iniziare fin dall'inizio proprio per aspettare. Le valutazioni vanno fatte con calma. Aspettare e fare la scelta giusta, che per me è stata quella giusta fatta per andare ad allenare il Vizzini, e quindi ora dobbiamo solo lavorare, perché io penso che i risultati arrivano con il lavoro quotidiano e quello settimanale. Giusto, Alessio. Allora noi ti auguriamo un in bocca al lupo, incrociamo le dita, buon proseguo di stagione e soprattutto legando questo nome tuo a Vizzini, che possa diventare un riferimento anche per le prossime stagioni. Lo spero e vi ringrazio per l'invito. Ringraziamo dunque Alessio Catania, allenatore del Vizzini Calcio, allenatore che quest'anno sta disputando il campionato di promozione, un girone D certamente molto interessante. Chiudiamo qui la puntata, vi ricordo che domani potrete seguire la puntata dedicata al campionato di promozione e al campionato di prima categoria alle ore 22 sul canale TVM Palermo. Per quanto riguarda penalty, invece ci rivedremo mercoledì prossimo, come al solito, alle ore 13 sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold. Grazie per essere stati con noi e buona settimana a tutti.